Quali sono tra i temi del Partito Democratico quelli su cui lei è particolarmente interessato a lavorare? Allora, io mi sono candidato con il Partito Democratico provenendo dalla realtà dello Pitergino Mottense, che è una realtà che sta a margine della regione, al margine est della regione, ma è una realtà tutt'altro che marginale, è una realtà produttiva molto, molto interessante, molto importante, che ha attività manifatturiere, attività agricole, ma che vive, come tutto il Veneto, una dimensione particolarmente complessa relativamente alla situazione demografica, lo sappiamo. E dunque credo che il tema più importante che mi sento di sostenere in questa campagna elettorale come rappresentante del Partito Democratico, come aderente alla candidatura di Giovanni Manildo, presidente della Regione Veneto, è quello di stabilire un patto sociale fra le generazioni. Il grosso problema che abbiamo oggi, lo abbiamo visto da dati ormai inconfutabili, è la grande presenza di popolazione anziana sul territorio trevigiano, ma insomma direi sul territorio veneto in senso molto, molto, molto più esteso, che decisamente rappresenta una problematica importante oggi, considerato anche la debolezza della popolazione giovane e della popolazione in età lavorativa. Oggi le stime, diciamo così, che si vedono dai dati parlano di un giovane o un giovane lavoratore in età di lavoro contro due anziani. Nel 2044, questi sono dati di un'indagine che ha fatto l'ufficio studi della CGL di Treviso, avremo un rapporto 1 a 3, un giovane contro tre anziani. Dunque, questa è una situazione che dà uno sfondo particolare al contesto regionale in cui siamo e decisamente va considerato di stabilire un nuovo patto sociale fra le generazioni per poter affrontare questo problema che altrimenti diventerebbe insostenibile. Quindi diciamo che il mio impegno, io provengo dal mondo della sanità, sono un fisioterapista, mi occupo di problematiche di questo genere, ma è decisamente anche quello di svoltare verso, se vogliamo dirlo con un termine comune, un tema decisamente sociale, di convivenza sociale, un patto di convivenza sociale che preveda alcune formule di correzione del modo di vivere, del welfare sociale che c'è in Regione Veneto. D'altronde, questo è uno dei punti chiave, mi pare anche del programma che Giovanni Manildo ha elaborato, è proprio quello di creare le condizioni affinché i giovani siano attratti verso la Regione Veneto e si risolva in qualche modo il problema, insomma, la condizione degli anziani e di un vivere diverso all'interno delle città, attraverso servizi di mobilità, attraverso servizi sociali, attraverso servizi sanitari e quant'altro. Quindi questo è il tema sul quale mi adopererò in maniera particolare. Un altro tema, ma che non è disgiunto da questo, è quello della mia realtà in particolare, cioè la realtà dell'Opitergino Motense, che appunto essendo una zona molto a est della regione, rappresenta in qualche modo anche la zona del confine verso l'est, che oggi non è solo l'est del Friuli Venezia Giulia, tanto per capirci, ma è l'est dell'Europa. Quindi c'è anche tutta la problematica della relazione verso i paesi confinanti che stanno nel nostro territorio. Quindi, visto che lei viene dal mondo della sanità, cosa avete intenzione di fare per la sanità pubblica? Allora, è f- fondamentale lavorare sull'implementazione della sanità pubblica. Questo è un diktat. Non possiamo pensare oggi di risolvere i temi della domanda sanitaria che, ahimè, proprio per quanto detto prima,
cioè relativamente alla crescita della popolazione anziana, andrà sicuramente aumentando, non possiamo risolvere questi temi pensando solo a condizioni di sanità privata, che notoriamente fa il suo lavoro, ma notoriamente si sceglie anche delle condizioni di lavoro più agevoli. Poi ci sono tutti i temi dei servizi sanitari che vanno sicuramente implementati e dunque vanno implementati soprattutto in ordine al reperimento di personale. Oggi si stima che in Veneto ci siano circa 500.000 persone che non hanno il medico di base, che non possono usufruire del medico di base. Ora, voi capite che se non c'è la possibilità di accedere alla medicina di base, queste persone quando stanno male si rivolgeranno per forza ai pronto soccorsi, agli ospedali e a condizioni di questo genere. E ciò non è sostenibile. Dobbiamo assumere più personale, dobbiamo lavorare su questa questione in termini di sanità pubblica. Vi è poi un progetto che è quello delle case di comunità, degli ospedali di comunità, delle situazioni che si stanno con difficoltà avviando, ma che vanno assolutamente implementate anche per fare tutto un lavoro di prevenzione sul territorio affinché, come dire, le persone siano assistite e garantite là dove abitano, là dove vivono, nei loro territori. Ecco, questo. Se quindi lei fosse domani eletto consigliere regionale, quale sarebbe assolutamente la prima azione che andrebbe a fare in Regione Veneto? Se io fossi eletto consigliere regionale, mi adopererei sicuramente per avviare un tavolo diciamo, di ricerca, di studio, di valutazione proprio di quanto affermavo in precedenza, quindi di questa necessità di stabilire un patto sociale tra le generazioni. E sicuramente fra le prime azioni va immaginata un'azione sulla mobilità regionale, quindi la possibilità di spostarsi all'interno della regione, va immaginata un'azione sulla casa per consentire ai giovani che vogliono rimanere o a giovani che vogliono venire a lavorare in regione Veneto perché attratti dalla regione Veneto di avere le possibilità, le disponibilità anche di tipo abitativo per poter risiedere all'interno della nostra regione. Guardi, le faccio un esempio. Poco tempo fa ho incontrato un formatore nel mondo dell'edilizia, il quale si è rivolto, il mondo dell'edilizia che ha bisogno di manodopera, si è rivolto a degli operai macedoni per un corso di formazione per vedere di portare queste persone dalla Macedonia in Italia. Ebbene, questi non si sono presentati o in misura molto limitata perché hanno affermato che oggi non sentono più attrattiva la condizione italiana, la vivibilità in Italia. Dunque, se anche lavoratori stranieri che pur potrebbero venire a lavorare qua preferiscono altri paesi europei, vuol dire che dobbiamo riformulare proprio questa situazione. Quindi la prima azione che mi sento di dichiarare, di fare rispetto alla possibilità di essere eletto consigliere e domani di essere attore insieme agli altri consiglieri della realtà del Veneto è proprio questa, è proprio quella di trovare le condizioni perché questo patto sociale possa svolgersi nella maniera più opportuna, nella maniera più anche rapida possibile, perché non c'è molto tempo da aspettare. I dati che citavo prima si riferiscono al 2044, che vuol dire fra 20 anni e meno, e sono dati decisamente preoccupanti, quindi c'è da lavorare intensamente.